Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Buonasera a tutti. Nel frattempo che loro ultimano la parte dell'olio, mi presento. In realtà qui come Slow Food Cagliari siamo ospiti di Slow Food Oristano. Quindi con grande piacere che con la Presidente Elisabetta vi presentiamo questo laboratorio sulla bottarga. La bottarga che sta, anche questa finalmente come è successo con il cattaro, per diventare un presidio slow food. Adesso sono solo delle cose burocratiche, però speriamo entro i primi dell'anno 21 che questo prodotto di eccellenza rappresenti un altro pezzo di Sardegna nel grande mondo di slow food. Elisabetta vi parlerà della bottarga di Cabras. Faremo una degustazione, poi vedrete, dove si confronterà la bottarga di Cabras e una bottarga fatta a Cabras con uova che non sono di Cabras, cioè l'immigrazione di ritorno. In realtà in Sardegna, poi ve lo spiegherà molto bene, consumiamo tanta bottarga e molto spesso non riusciamo a soddisfarne i bisogni. Sta assumendo grande valore. Sì, ma di molto. Infatti c'è un'importazione soprattutto di uova che arrivano soprattutto dall'Africa, quindi Algeria, Tunisia, che però vedrete, sembra strano, nessuno ci fa caso, però quando si comparano le due bottarghe, buttariga, il nome poi è arabo, ecco, ne vedrete la differenza. Poi vi facciamo assaggiare, adesso Elisabetta sta mettendo anche dell'olio, il contenuto della bottarga, il mugine, in realtà, del mugine, che questo è un valore di slow food, non si butta niente, è un po' come il maiale. Dopo la bottarga si fa questo mugine affumicato che rappresenta un'altra eccellenza. Sapete cos'è Slow Food? Slow Food è un'associazione internazionale, non tutti la conoscono perché tu la conosci, per un altro paio di mani. Lui la conosce perché è uno di quelli che poi aveva partecipato alla fondazione di Slow Food, quindi abbiamo un pezzo storico, abbiamo un pezzo storico, ecco. Quindi è un pezzo fondato nell'89 da una serie di intellettuali, tra cui Carlin Petrini, c'era anche, per chi non lo sapesse, Guccini. Ok, scusa, mi sposto sempre. C'era Guccini, c'era una serie di persone che avevano fondato questo manifesto. Siamo un'associazione di volontari, facciamo tutto in maniera gratuita, però perché facciamo tutto? Perché ci piace questo mondo. Io vi passo la parola a... Fateli un applauso perché è un po'... Sì. Ci sono quelli che fanno questo per lavoro e ci sono quelli che fanno altro per lavoro come me e che però sono appassionati. E noi facciamo slow food perché siamo appassionati di cibo e appassionati di prodotti tipici del territorio. Adesso vi presenterò un po', come diceva già Fabrizio, le due bottarghe, la bottarga di provenienza locale e la bottarga di provenienza estera, e vi spiegherò perché sono differenti. Diciamo che non è che una sia buona e l'altra sia meno buona, sono diverse, semplicemente diverse. Perché Slow Food ha tenuto ad accompagnare il Consorzio Pontis nella istituzione del presidio? Perché comunque è interesse nostro ed è interesse del territorio preservare quelle lavorazioni o quelle tradizioni tipiche territoriali. La lavorazione della bottarga, proveniente dal mugine della laguna, è una lavorazione particolare. Diciamo soprattutto la pesca, è una pesca ancora fatta con metodi tradizionali. E adesso vi renderete conto già dalle foto che ho fatto. Questa è la peschiera, la famosa peschiera Pontis. Queste sono immagini vecchie, ecco. Ora non è più così. Questa foto è fatta
20 anni fa, quando c'erano ancora le canne. Era una cosa meravigliosa vederla così, la peschiera. Adesso la dovranno ripristinare con le canne, perché sono meravigliosi soprattutto degli aneddoti che raccontano i pescatori. Loro dicono che il pesce arrivava all'interno della peschiera spinto dalle maree, cioè dal suono dell'acqua che entrava attraverso le canne, che faceva un suono particolare che richiamava il pesce. Questo un po' è vero e un po' no. Comunque loro dicono che con le canne arrivava molto più pesce rispetto alla peschiera che c'è adesso, dove lavorano, che è la peschiera di San Madrini, che vi faccio vedere. Ecco, questa è la peschiera nuova, che non è affascinante come quella fatta con le canne, però è più funzionale. Perché vi ho detto che il tipo di pesca è un tipo di pesca tradizionale? Come potete vedere dalla foto, viene fatta ancora manualmente. Allora, il pescatore che vedete che prende il pesce, questo con la muta, si immerge e lo prende veramente con le mani e sceglie i pesci più grossi e gli altri li lascia. Questo pescatore viene chiamato in sardo summanuccadori, perché prende con le mani e poi mette il pesce nel rettino dell'altro pescatore, che quando ce l'ha pieno poi lo scarica nelle ceste. Vedete, anche questa immagine è significativa. Allora, gli altri due pescatori, quelli con la cerata verde, cosa fanno? Spingono con le reti il pesce verso i summanuccadori, che così riescono a convogliarlo vicino a lui. Questa immagine è significativa perché vedete che c'è un mugine che salta sulla testa dell'altro pescatore. Infatti, vedete sopra che gli stanno dando il casco. Lui aveva detto prima, no, non lo voglio il casco, non mi serve. Invece poi hanno incominciato, c'ero io davanti, le ho fatte io le foto, a saltare i pesci, gli saltavano sulla testa, ma dei pesci da 2 chili. Alla fine ha detto, no, datemi il casco. Sono immagini significative perché ci fanno capire perché stiamo proteggendo questo tipo di prodotto. Stiamo proteggendo tutto il sistema pesca della laguna, perché è un sistema di pesca tradizionale, fatto ancora a mano. Una volta che il pesce viene messo dentro quel rettino e poi nelle ceste, c'è subito il camion pronto che lo porta allo stabilimento, che è vicinissimo. Nello stabilimento, ecco, le vede le ceste nere, il pesce viene scaricato in queste vasche dove subito viene abbattuto. Anche questa fase è una fase significativa perché tutti i passaggi vengono fatti a mano. Cosa sta facendo l'operatore qui? Sta cercando, sente con le mani qual è il pesce che ha la botarga. Quindi quello che ha la botarga lo destina, che ha le uova, lo destina alla lavorazione della botarga, l'altro invece va venduto fresco. Qui inizia la vera e propria lavorazione. Vedete che incidono i pesci sempre a mano, tutte le fasi sono manuali e quindi sono dovute molto alla perizia dell'operatore. In questa fase si vede, ecco, dove si vedono proprio le uova, come sono attaccate al pesce ancora. Ecco, come vedete, in questa parte qui si vede bene. L'ultima parte, dove proprio la sacca ovarica è attaccata al pesce, viene tagliata e poi la ritrovate nella botarga. Questo pezzo finale della baffa che viene chiamata all'unghia. Prima si distingueva il prodotto locale dall'altro proprio per l'unghia. Poi gli operatori si sono fatti furbi e hanno attaccato l'unghia anche se non c'era. Quindi cosa succede? Che
Il prodotto, questa è la lavorazione del vero prodotto proveniente dalla laguna di Cabras. La cooperativa dei pescatori del Consorzio Pontis è una cooperativa molto grossa, cioè il consorzio è costituito da 11 cooperative, sono 150 pescatori. Quindi normalmente noi, per esempio, per i presidi slow food, cosa facciamo? Riuniamo una comunità di pescatori che abbiano gli stessi intenti, cioè che sposino la stessa filosofia. In questo caso è più semplice perché le cooperative sono già riunite insieme nel consorzio, però sono tutti pescatori che amano il lavoro che fanno e sono talmente tanto esperti che fanno tutti i passaggi manuali. Ecco, vedete la parte in cui viene tagliata l'unghia. Questa è un'altra fase, non si butta niente del mugine. La parte che non viene utilizzata per la botarga viene utilizzata per fare il mugine affumicato, che poi vi farò assaggiare. Ecco, queste sono le sacche. Come potete vedere, hanno queste venature dove passa il sangue. Bisogna stare molto attenti quando si prepara il prodotto a eliminare tutto il sangue residuo che rimane nelle baffe, perché altrimenti rovina il prodotto. Ecco, questa è la fase di lavaggio. Una cosa molto importante è che una volta che le uova vengono estratte, vengono abbattute per 24 ore a meno 20 gradi. Questo perché? Perché intanto ha diversi vantaggi, sia perché abbatte la carica batterica, quindi siccome le uova della botarga devono essere consumate crude, quindi viene abbattuta la carica, cioè un primo abbattimento della carica batterica che poi continuerà col sale e poi soprattutto preserva dall'infestazione dell'anisakis, che è un nematode, un parassita che si trova nel pesce crudo. Quindi questo abbattimento è importantissimo per tutti questi motivi, e anche per un altro, perché comunque rende le carni più sode e anche le uova più sode possono essere lavorate meglio. Ecco, una volta dopo l'abbattimento vengono riportati a temperatura ambiente, poi lavate nuovamente e dopo c'è la fase della salatura. Allora la salatura, importantissimo, viene fatta a secco. Perché è importante? Perché conferisce al prodotto un gusto diverso. C'è anche chi fa la salatura con la salamoia. È importante perché c'è un calopeso minore con la salamoia, quindi il prodotto rende di più, però il gusto è diverso. Sì, anzi, incominciamo a passarli. Però, passiamo i piattini, però vi impegnate a non mangiare, perché vi devo spiegare, perché dobbiamo fare la comparazione. Dobbiamo fare la comparazione, quindi fate i bravi. Chi vuole le forchettine ce lo dice, Allora, noi siamo slow food, quindi tocchiamo tutto con le mani perché tutti i sensi per noi sono importanti. Come è importante la vista, l'olfatto, è importante il tatto, anche perché dopo vedremo anche la consistenza del prodotto. Dicevo, la salatura, anche qua interviene la perizia dell'operatore, perché il tempo e la quantità di sale che deve essere messo dipendono dalla pezzatura. Quindi a seconda della pezzatura va tenuta più o meno sotto sale. Ecco, vedete la fase di salatura. Mentre per esempio i filetti, invece il filetto di mugine affumicato va salato in salamoia, non ha questa salatura a secco come la botarga. Questa è la fase di essiccazione. Prima si facevano essiccare all'aria, adesso
si adottano tutti gli stratagemmi per proteggere il prodotto anche dal punto di vista igienico-sanitario. Vedete che viene messo sulle tavole di legno e voi mi direte, le tavole di legno, ma per la KCCP non vanno bene, però ci sono dei metodi per tenere l'ambiente dove viene fatta l'essiccazione, diciamo, salubre. Infatti, loro hanno delle lampade a raggi ultravioletti che sterilizzano le tavole di legno e anche per la sua composizione il legno diciamo che è la superficie ideale perché assorbe l'umidità ma ne rilascia anche, quindi permette alla bottarga di avere la giusta consistenza. Inoltre c'è una temperatura e un'umidità controllata, quindi anche la temperatura è importante. Loro diciamo che la temperatura va dai 10 ai 20 gradi, mentre l'umidità è un'umidità del 60%. Ed tutto questo permette di controllare la microflora che è presente appunto sopra le tavole. Diciamo che la sterilizzazione dei raggi ultravioletti penetra all'interno del legno per circa 1 millimetro, però anche l'azione del sale, come agisce il sale? Il sale toglie l'acqua. Togliendo l'acqua, diciamo che toglie il nutrimento ai microrganismi, quindi alle muffe che possono essere presenti, gli altri batteri che potrebbero essere presenti, che potrebbero danneggiare il prodotto. Questa è la bottarga già essiccata, che la conoscete tutti sicuramente. Ecco, questa fase, loro la chiamano la sbeccatura, adesso non mi ricordo perché danno tutti i nomi particolari. Quella fase dove tolgono in pratica il sangue dalle venature la chiamano la mungitura. Cioè sono termini che utilizzano i pescatori che a me piace sentirli, ascoltarli e mi raccontano tutte queste cose, che magari non è il termine scientifico, però rende l'idea. E qui tolgono in pratica la parte finale dell'unghia, perché? Per un motivo molto semplice, perché andrebbe a bucare la busta che poi la conterrà. Ecco, infatti poi va confezionata. Entriamo nel merito. Allora, il consorzio Pontis produce 2 linee, una linea di prodotto locale e un'altra linea di prodotto estero. Vedete che hanno l'etichetta di un colore diverso, quella di provenienza locale è marron, invece quella di provenienza estera è azzurra. Ma questo non basta per distinguerle. Come vedete in questa foto, il colore è diverso. La bottarga di provenienza locale è più chiara, sembra meno ossidata già in origine. E poi ha delle differenze che provengono dal fatto che il mugine proviene dalla laguna. La laguna ha una salinità, acqua salmastra, quindi è diversa, è meno salata dell'acqua di mare e più salata dell'acqua dolce, per cui conferisce al prodotto 2 punti di amaro e 1 di dolce, mentre il pesce di provenienza estera, se proveniente dal mare, avrà 3 punti di amaro, quindi troverete la bottarga più amara rispetto a quella locale. Oppure se è proveniente da acqua dolce sarà più dolce rispetto al nostro, che invece è molto la nostra bottarga è molto equilibrata. Poi lo sentirete quando l'assaggiate, anche perché la bottarga di provenienza estera ha diciamo un retrogusto metallico che si sente quando lo mettete in bocca. Nel piattino vi abbiamo preparato, dove leggete L è la bottarga locale, la E la estera, di provenienza estera. Poi mi sono un po' sbizzarrita perché vi faccio assaggiare. Allora, nel primo pezzettino di pane carasau c'è un pezzo, una fettina di bottarga di provenienza locale con un olio extravergine che ho abbinato sopra. Anche qua bisogna stare attenti
all'olio che ci mettiamo, perché se è troppo amaro rischiamo che l'amaro dell'olio prevalga sull'amaro della botarga. Invece ho scelto un olio equilibrato che ha una nota di amaro ma non troppo forte, ha un bel profumo, è un olio extravergine. Nella nostra zona abbiamo tanti oli extravergini. Diciamo che tutto quello che noi cerchiamo di valorizzare, tutti i prodotti che cerchiamo di valorizzare, cerchiamo di fare presidio, come diceva Fabrizio, perché tendiamo a proteggere. Ad Oristano, per esempio, ci sono 5 presidi degli olivi secolari, e cioè sono degli oli extravergini che provengono da piante secolari che noi cerchiamo di proteggere. Quindi l'olio che vi ho messo è un olio di semidana che è abbastanza equilibrato, e poi mi direte, dopo si apre la discussione, perché il gusto è soggettivo. Quindi mi dite sì, mi è piaciuto, non mi è piaciuto e quant'altro. Mentre abbiamo fatto un azzardo, al centro avete invece la ricotta mustia con la botarga. Quindi cerchiamo di abbinare la botarga anche con prodotti alternativi che magari non avete mai assaggiato o azzardato. Una cosa Sto importante. dicendo, quindi la ricotta mustia è un prodotto molto importante, non è vero che è un azzardo, noi l'abbiamo assaggiata prima. Questa però è una ricotta mustia che è abbastanza... mi togli tutti i segreti. No, ma è abbastanza gentile, in realtà state molto attenti in questo abbinamento, ci sono alcune ricotte, soprattutto quelle molto essiccate, che sono più salate. Mi permetto di aggiungere una cosa, scusa se parliamo di sale. Sentiamo, ti correggo se sbaglio. No, parliamo di sale perché vi siete chiesti perché la botarga è soprattutto in Sardegna. È un prodotto che molto probabilmente, nessuno lo sa, però arriva sicuramente, è di origine fenicia. Infatti il termine botarga pare che sia di origine, diciamo, africana. Batarik era il termine arabo. Sì, arabo. Pesce salato significa. Quindi sto dicendo, perché le fanno in Sardegna? Perché c'erano le saline. In realtà il sale, come ho detto anche con il cappero, in Sardegna abbiamo un buon sale. E state sempre attenti, in questi prodotti si mette sale di salina, non si mette sale di miniera. Quindi il grande vantaggio come il cappero per queste botarghe è anche il sale. Scusate, è una mia fissa, però purtroppo sono 10 anni che facciamo lavoratori sul sale. Comunque è vero, è una peculiarità che mi permetto di aggiungere semplicemente al tuo discorso, però va benissimo. Così, perché c'era anche questa cosa. Integra. Vorrei dire solo questo. Impariamo a leggere le etichette, perché comunque ci serve tanto per riconoscere i prodotti. Qui vedete zona di pesca, Mar Mediterraneo, laguna di Cabras. Come sapete va indicata sempre la zona FAO di provenienza del pesce. Ecco, vi ho fatto uno schemino così magari ve lo ricordate di più. La zona FAO 37 sta ad indicare il Mediterraneo e il Mar Nero. Quindi magari qualcuno dice zona FAO 37, Mar Mediterraneo, sì, Mar Mediterraneo è tutto. Invece la sottozona 37.1 indica il Mar Mediterraneo occidentale e ancora la divisione 37.1.3 Mar di Sardegna. Quindi è anche qui è generico, è Mar di Sardegna, quindi può essere pescato in tutte le zone della Sardegna. Invece, come avete visto nella foto precedente, loro possono indicare laguna di Cabras, perché il prodotto è pescato proprio nella laguna di Cabras. Perché quindi fare il presidio? Perché è una sorta di certificazione, è una sorta di rintracciabilità di filiera, chiamiamola così. Una cosa molto importante è quella del presidio, perché intanto la chiocciolina che sta a indicare il presidio slow food può essere messa sull'etichetta, cosa che non si può fare con altro se non con il presidio. Quindi è già un valore aggiunto per il prodotto. E non solo, stamattina si è parlato di turismo enogastronomico. I presidi
richiamano una fetta di popolazione che viene proprio perché sta cercando quello, perché sta cercando il presidio. Quindi è un doppio valore aggiunto, sia per il territorio che per l'azienda, perché c'è il bollino sopra. Cosa significa? Significa che è stato rispettato un disciplinare di produzione, dove è indicata la zona, dove è indicato il metodo di lavorazione. Insieme alla chiocciola, nell'etichetta del prodotto si aggiunge un'etichetta che noi chiamiamo l'etichetta narrante. Perché? Perché ci sono tutta una serie di informazioni aggiuntive su quelle della normativa cogente, che sono queste, no? Che però una volta che le sto mettendo in etichetta, mi sto prendendo un impegno e lo devo rispettare. Quindi abbiamo informazioni che non avremo se non avessimo l'etichetta del presidio, dove indichiamo il tipo di lavorazione, il metodo, in questo caso il metodo della pesca, tutte informazioni sull'azienda che sono aggiuntive rispetto alle informazioni di legge. E invece questa è l'etichetta sempre del prodotto del consorzio della linea blu, quindi di provenienza estera, dove scrivono Oceano Atlantico Centro-Orientale. Quindi se il produttore è corretto e scrive le indicazioni giuste, voi siete in grado di distinguere qual è il prodotto che state scegliendo. Voglio il prodotto della Laguna di Cabras? Sì, voglio vederlo scritto in etichetta. E chi non ha pesce di provenienza della zona non lo può mettere. Quindi impariamo a leggere l'etichetta, che è una cosa fondamentale. Ecco qui, vabbè, la botarga lavorata la conoscete tutti e adesso la assaggerete. Il mio piatto non c'è più? Vabbè, non fa niente. No, l'ho assaggiata prima, non c'è problema. Vai. Allora, abbiamo detto che dove c'è la L c'è il prodotto di provenienza locale. La L. Assaggiate prima la L. Assaggiatelo. Come vedete è un prodotto che ha una consistenza compatta, morbida, ha un colore ambrato, è proprio il colore, non per niente la chiamavano l'oro di Cabras, perché ha proprio il colore giallo dell'oro. Sentite come un gusto equilibrato, che si sente l'amaro, però ha una nota di dolce, molto persistente, sì. Invece nell'altra botarga, quella che trovate con la scritta E, quella è la botarga di provenienza estera. Intanto, come l'assaggiate, ve li ho fate assaggiare tali e quali, così senza l'olio, così riconoscete il sapore. Mentre nell'altra sentirete un retrogusto metallico e poi rimane più amara rispetto a quella che avete assaggiato precedentemente. Siete d'accordo? No? La consistenza è diversa, si attacca ai denti. Si attacca ai denti quella di provenienza estera, mentre la nostra no. Sì. Rimane meno gommosa, ecco. No, magari non mi veniva un termine giusto. In maniera tale che noi abbiamo anche un ritorno di quello che fate. Quello che vi sta dicendo lei non è un'interrogazione. Lo condividete? C'è qualche domanda anche da fare? Perché è importante questa cosa qua, proprio perché c'è necessità di far capire che quello che stiamo facendo è importante. Io avrei invertito l'assaggio. Sarei partito da quella meno buona per andare poi su quella più buona. È un classico degli assaggi, ma invece però abbiamo voluto... Ritorniamo su quella buona. Tanto ve la dovevo fare. No, ma ritorniamo su quella buona. Tanto quella ve la dovevo comunque far assaggiare. Esatto. Quindi
È più quello che vi dicevo prima. Siete d'accordo quindi in quello che sta indicando? Quello che vi ho detto precedentemente, voi lo ritrovate sul gusto. Adesso provate a assaggiarla con l'olio extravergine e il pane carasau. Nel frattempo che l'assaggia vi chiedo una cosa, ma avevate già fatto, o magari qualcuno di voi l'ha già fatta, questo tipo di comparazione? O quando andate, comprate, vedete, ah no, questa costa 60 euro al chilo, un rene, Ecco, purtroppo, l'altra costa anche purtroppo 200. cioè, il costo è diverso. Infatti è quel lavoro è difficile da trovare. È difficile trovarla, ha un costo molto più elevato, però è un prodotto completamente diverso. Io non voglio dire, perché ci dicono, sì, ma tu dici che quella è più buona, altra... No, non è che sia più buona, è diversa, perché comunque... È anche più buona. Non voglio affossare nessuno, ma nel senso che comunque sono tutti e due prodotti pregiati diversi. Qual è la provenienza invece? L'Oceano Mauritania, cioè avviene da tanti posti. Da dove la trovano? È comunque anche una questione di prezzi, di costo, dalla materia prima. Però cioè, la differenza è enorme. Adesso l'avete assaggiata con l'olio extravergine, come vi sembra? Si sposa bene? È molto equilibrato. Lì sull'olio, delicato. come vi diceva, bisogna stare molto attenti. Se usate una Bosana che è un grado di amaro molto elevato, Si sente molto. Copre tutto. Invece, Anche su quello questo bisogna... sono semidana, se non sbaglio. Sì, questa sì. è una semidana. Bisogna stare attenti, non dico che dobbiate essere esperti, però un'attenzione in più verso Prego. Allora, i tempi di salatura dipendono dalla pezzatura. Per esempio, che ne so, delle baffe da 200-300 grammi le tengono qualche ora. Però io vado da loro e sono comunque la persona che dopo gli promuove il prodotto. Ma certe cose non le dicono nemmeno a me. Cioè, vado lì e uno mi dice, la temperatura... Sì, 10 gradi, o da 10 a 20, qualcuno mi dice 20, l'altro mi dice l'umidità 60, da 50 a 60, perché comunque... Hanno ragione, adesso la gente si fa la botarga in casa, vanno alla metro, comprano le perché baffe. Perché comunque la differenza sta anche nel fatto che loro sono espertissimi a lavorarla, però esperti a lavorare la botarga a Cabras, non è che ci sono solo loro, anche chi... Ormai sono diventati esperti anche quelli che comprano le uova di provenienza estera. Sono buone, allora le due linee, i due prodotti che vi ho fatto assaggiare sono entrambi del consorzio, quindi loro distinguono le due linee e danno una referenza, e due referenze diverse a seconda dei gusti e del portafoglio. Hai mai visto mentre facevano la salatura, solo nella fase della salatura, quest'ora o mezz'ora, 2 ore mi sembra troppo, se mettevano delle assi e mettevano impressione anche? Loro non lo fanno. Non lo fanno? No, non lo fanno, Okay. però a Cabras lo fanno. Per esempio altri... Era il metodo classico, quello delle tavole per schiacciare. Altri miei clienti lo facevano. Metodo classico, poi io non sono mai entrato. Esatto, la pressatura perché fa Uscire anche la... e penetrare meglio il sale. È molto probabile che nelle cose moderne, perché prima non si abbatteva nemmeno, si salava subito e basta. Oggi sicuramente con i sistemi moderni, con le leggi moderne, sicuramente è questo qui. Mi hai fatto una bella domanda che prima o poi Elisabetta mi porta, perché non l'ho mai visto nemmeno io. Quindi Vabbè, certo, come no. Quando presenteremo il presidio l'anno 21. Allora, adesso abbiamo detto che, siccome sono usciti tanti articoli sui giornali, la botarga di Cabras, presidio slow food, facciamo chiarezza su questo. La botarga di Cabras non è ancora presidio slow food perché devono ancora essere fatti dei passi finali. Diciamo che è stata fatta la fase preliminare, La burocrazia. Sì, è iniziato il cammino, ma è una fase non da poco perché il GAL Sinis è sostenitore di questa iniziativa e ha sostenuto i costi per mettere su tutto questo sistema, per cui
grazie al Galsinis, che comunque si è fatto sostenitore di questa iniziativa, si è già firmato il contratto tra il GAL, Slow Food Italia e la cooperativa del il Consorzio Pontis. Quindi un grande passo è stato fatto e vi dico che è una cosa eccezionale, perché da quando ci sono io in Slow Food siamo 20 anni che cerchiamo di fare questa cosa. Purtroppo non siamo 20 poco anni. locos e Malus Unidos, purtroppo continua a essere la nostra punto di forza. Invece siamo riusciti, Quindi... a creare queste sinergie che ci hanno portato a questa firma. Quindi ormai il Passiamo presidio all'altro assaggio. Aspetta, aspetta andano un via. attimino. Mi hanno già guardato male. Mi hai fatto dimenticare quello che dovevo dire. Ma va bene. Disgraziato. No, invece... No, dicevo che i passi che devono essere fatti a proposito del fatto che tu hai detto che vuoi venire a vedere la lavorazione è che devono venire, fare le foto, dobbiamo fare il disciplinare, cioè vanno fatte tutta una serie di operazioni che sono propedeutiche all'istituzione vera e propria del presidio. Ecco, questo me l'hai fatto venire. Sull'altro assaggio invece dico una cosa, vi abbiamo messo, come vi abbiamo detto, la ricotta mustia. In realtà uno degli assaggi classici sarebbe con un altro presidio slow food già da molto, che è la Pompia. Allora, su Gasizzolo il formaggio. Ah no, vi ho messo l'olio di Pompia, ve l'ho messo nell'altro cosa. Il formaggio, uno degli altri presidi che c'è nella zona di Oristano è su Gasizzolo, che è il famoso formaggio delle donne, perché veniva fatto con le mani e con latte vaccino. Con latte vaccino di Bue Rosso, che è un altro presidio slow food, quindi sono una serie di cose. Però abbiamo preferito, perché molto spesso su Gasizzolo è un presidio e non se ne trova tantissimo, e molto spesso poi è anche molto asciutto, quindi in questo caso qua lei ha preferito per fare non anche... solo, sì. Per fargli assaggiare una cosa nuova, l'abbiamo fatto tante volte. Quindi questo è così. Assaggiatele, diteci se abbiamo sbagliato, perché se è giusto è opera mia, se è sbagliato è colpa sua. Spiritoso. Cosa ne pensate? Non siate, se è cattivo ditelo che è cattivo. Ditelo, è colpa sua se è cattivo. Come? Sì, allora gli abbinamenti sono tanti, si presta, diciamo che ero indecisa se farvela assaggiare con la ricotta mustia o con il gorgonzola, solo che ho scelto un prodotto sardo nostro, quindi ho messo la ricotta mustia, oppure l'abbiamo abbinata per esempio ad un caciottone di pecora, l'abbiamo abbinato al casizzolu, l'abbiamo abbinata a tanti prodotti. Però questa è una cosa dell'esperto. un po' diversa. Vediamo se cosa ci dice. Quindi. No, purtroppo è che pensavamo foste di meno in realtà. Quindi pensavamo foste di meno. Allora, pensavo che stessi parlando di costi. Questa bottarga qui costa, quella locale, 280 euro al chilo. Sì. Quindi insomma, non poco. Ci sta molto bene. Perfetto, ho fatto un bel lavoro, grazie. Adesso Dulcis in fundo. Dulcis in fondo, adesso parliamo anche il perché mugine. Adesso nell'ultimo assaggio abbiamo il mugine affumicato che ho abbinato ad un olio particolare che è l'olio di Pompia, che è un agrume che è presidio slow food. Quindi l'agrume viene messo... Lo conoscete la Pompia? Tutti la conoscete, sì? Citrus Oil. È uno dei primi presidi fatti da Slow Food in passato. Cosa sembra? Era quasi praticamente... Ci sta bene, vero? Stava andando in via di estinzione. Come dite? Cosa dite? Molto buono. Questo è un olio fatto spremendo le olive con la Pompia. Insieme, la Pompia viene messa insieme alle olive. Oli... segue tutto... questo è... Di Bolottana. Di Bolottana, sì. Sì. Lo trovate a Salsamenteria? Qui a Cagliari l'abbiamo preso da Salsamenteria. Perché è un prodotto anche abbastanza nuovo. Poi adesso la Pompia, come tutte le cose, l'hanno messa un po' dappertutto, però non so se vi è mai capitato
mangiare proprio la vera pompia, quella che viene bollita, viene sbucciata, bollita e messa nel miele, è un si chiama Citrus luridus, se non sbaglio, È una specie di limone, un limone che è tutto enorme, bitorzoluto. tutto bitorzoluto, viene Di Siniscola, della zona di della zona Siniscola. Viene Sì. sbucciato, bollito e poi immerso nel miele. Sì. E ci Che fanno senso? dei dolci, ci fanno la marmellata. Quindi abbiamo messo anche un altro presidio slow food, Cioè, perché per purtroppo noi- il savon pia non ce l'avevamo, se no anche molto probabilmente il savon pia con il mugine sarebbe stato interessante questo apporto, però non ce l'avevamo, devo essere sincero, non è facilissimo da cosa. Cosa ve ne La pare potete- di questo mugine La affumicato? potete abbinare anche ad un altro prodotto, il mugino affumicato. Sì. Adesso come diceva quello, Guardate, scola la pasta. C'è solo da sbizzarrirsi. Al Salone del Gusto l'ho fatta assaggiare con una composta, la bottarga, con una composta di fichi. Era... Solo che non possiamo farvi fare tanti assaggi. Abbiamo... Un'altra cosa, ad esempio, che potete utilizzare, stamattina abbiamo fatto il capros e l'argino, uno dei piatti tipici che facciamo come slow food è un'insalata di pomodori, origano, capros e l'argino e basilico. A questo aggiungiamo un pane duro, in genere usiamo il pane pistocco, si può utilizzare anche su rizzoso o il civraggio. Se capita, aggiungeteci anche il filetto di mugine. Noi l'abbiamo presentato in un laboratorio molto interessante che abbiamo fatto a Cabras, presentando il coso, ed è molto interessante. Purtroppo ci hanno detto che c'era poco, perché ci avevano dato poco. Il problema è questo. Ma guardate, il problema era che era i poco modi- il mugine. Però no, è un'altra cosa interessante. È un prodotto molto versatile ed a differenza della bottarga costa meno molto di un meno. rene. Ecco. Comunque si può utilizzare anche in altri modi. Per esempio, io ho preparato un riso un riso venere. Io ho preparato perché mi sono dilettata, un riso venere fatto con il Riso al Venere di Oristano. di Oristano, che noi riso venere di Oristano. Ma no. Lo sappiamo. Lei lo doveva comunque assaggiare. Va bene, bocciata. No, comunque è per dire che Riso si può scotto. abbinare a tanti prodotti. Quindi, niente, scegliete sempre prodotti slow food, presidi slow food e basta. No. Si doveva, io ve l'ho detto, dovevate andare via da qua col sapore buono, quello della bottarga buona nostra, e invece no. Siete indisciplinati, ecco. Ma no, ma è stato davvero un laboratorio, sono bravissimo. No, sto scherzando. A parte il mio amico Simone Tinti che si è mangiato tutto prima perché l'ho visto. Non è vero, grazie a Per il Paolo. resto sono stati Paolo, disciplinatissimi. ci hanno Perché aiutato. in genere quando mettiamo la roba da mangiare, No, vedi la gente sono con la stati bravi. saliva qua. Non c'era. Quindi sto No, però dicendo- siete stati bravi perché normalmente non aspettano la spiegazione, mangiano tutto prima e dopo, ma non ce n'è più. Bravi, bravissimi. Vabbè, come siamo ad orario? No, comunque grazie al piccolino Paolo. Paolo è un Piccolino. applauso a Paolo che ci ha aiutato a fare sto laboratorio. È un socio, è il piccolo socio slow food. Piccolo socio slow food. Quindi questo è così. Va bene, grazie della vostra pazienza e della vostra attenzione, siete stati Grazie, un applauso a comunque Elisabetta. bravi.